l'incontro di questa sera con il professor Walter Pancera, docente all'Università degli Studi di Padova, dove insegna al corso triennale di storia e il corso magistrale di scienze storiche. È stato ricercatore, professore associato, dottore di ricerca in storia economica e sociale all'Università Bocconi nel 1991, ha ricoperto numerosi incarichi accademici e scientifici e la sua ricerca si concentra sulla storia economica e sociale del lavoro tra il XVI e il XIX secolo, con particolare attenzione alla Repubblica di Venezia, alla storia militare e marittima, alle frontiere e alla tecnologia. I suoi studi, con ampia diffusione internazionale, includono anche riflessioni sulla didattica della storia e sulla formazione dei docenti. Siamo grati al professore per aver accettato l'invito e aver scelto insomma assieme di affrontare anche un argomento di grande interesse che ci vede anche come città direttamente coinvolti. Volevo ricordarvi che l'incontro della settimana prossima si terrà al Museo Civico. Poi tutti gli altri incontri si terranno qui. Questo per una serie di motivazioni legate alla chiusura temporanea del museo dopo la fine della mostra di Segantini, quindi venerdì prossimo al museo, poi sempre qui. Comunque nel Deplian sono indicate correttamente le sedi. Lascio la parola al professore che alla fine sarà anche disponibile a rispondere a qualche vostra domanda. Grazie. Sì, sono io che devo ringraziare il dottor Pagliantini per l'invito. Torno sempre volentieri a Bassano. Ecco, non è la prima volta che sono in queste sale. Ecco, ho anche collaborato anni fa all'ultima mega storia di Bassano con una cosa sul fiume e la città, sul rapporto tra fiume e città. Vabbè, quindi non sono, voglio dire, estraneo all'ambiente. Ringrazio anche tutti voi, anche per, devo dire, a numerosità, ma come sempre, qui... Che succede? Quale luce? Quale telecomando? No, questo non è mio, quindi non so cosa sia. Il mio è qua davanti con l'orario, perché il problema principale è che il compito così, che mi sono affibbiato da solo, peraltro, quindi è colpa mia, è piuttosto difficile, voi capite, perché la complessità del tema, non per come dire, ripetere un luogo comune, però parlare dello Stato e della società nel Settecento Veneto è certamente un tema di grande ampiezza, quindi probabilmente trascurerò alcune cose, ne dirò delle altre, e seguirò bene o male le cose che ho scritto. Vi faccio un po' di pubblicità, se permettete, quindi se poi volete approfondire la questione, qualche anno fa, non tanti anni fa, mi ricordo più, 22 forse, 14, tanti anni fa, tempo passa troppo rapidamente, ho pubblicato questa cosa qui, era Repubblica di Venezia nel Settecento, un libricino di sintesi, quindi non un libro strettamente di ricerca, ma un libro che cerca cercava di fare sintesi di quello che un po' oggi sappiamo della questione, ma l'importante è la cosa che vorrei sottolineare, non è la bellezza del mio volumetto, ma il problema dell'aggiornamento storiografico. All'epoca della pubblicazione credo che questo libro fosse ben aggiornato sotto questo profilo, mentre purtroppo ci troviamo di fronte spesso a operazioni editoriali, proprio per quel che riguarda la storia della Repubblica di Venezia, abbastanza discutibili. Lo dico come anche avviso, no? Faccio due rapidissimi esempi senza nessuna, come dire, cattiveria da parte mia. È stato di recente ripubblicato il libro di John Norwich in 2 volumi che risale addirittura agli anni 70, già tradotto all'epoca. Norwich era un ottimo giornalista storico, se vogliamo chiamarlo così, ma naturalmente ripubblicare oggi a distanza di 50-60 anni, fate voi i conti, questo testo senza tener conto dell'aggiornamento storiografico che c'è stato, perché a cosa sono serviti i dottorati di ricerca, i numerosissimi lavori che sono stati fatti da giovani, meno giovani, è passato troppo tempo per poter ancora dire che quel testo, ad esempio, sia ancora davvero attendibile, perché la ricerca storica qui da noi come altrove in Italia, credo, per la verità una volta tanto possiamo anche un po'
come dire, lodarci, ha fatto enormi passi in avanti negli ultimi 30-40 anni, proprio perché l'Italia si è adeguata a un modello, diciamo così, anche di formazione e di poi pubblicazione di livello europeo di primo ordine. Oggi ci sia, mentre 60 anni, 70 anni fa avevamo ancora all'inizio di tutto questo. Ci sono anche altri testi, per esempio quello un po' più noto di Alessandro Marzo Magno, Storia di Venezia, è uscito un paio d'anni fa, credo, che io posseggo per omaggio dell'autore, che è una persona seria, un laureato in storia, ma che, come spesso accade nel caso di giornalisti, perché Marzo Magno è fondamentalmente un bravo giornalista, non va poi a vedere le cose più recenti, e quindi anche lì mi sono accorto, e non ho detto niente nemmeno a lui, che la bibliografia di riferimento è piuttosto datata. Quindi, e questo si ripercuote in un discorso complessivo che toccherò ora e poi basta, della visione complessiva della Venezia nel Settecento. No? Questa visione complessiva scontava e sconta ancora in questi testi poco aggiornati una presupposto che non è di natura ideologica, ma è di natura strettamente storiografica. La storiografia degli anni 50, 60, primi anni 70 pregna di quel concetto di decadenza che in origine risaliva probabilmente alla storia di Venezia di Lane, bravissimo storico medievista americano, e come tutti i medievisti, dopo il Medioevo, Venezia, Medioevo, esplosione, poi va tutto male, la decadenza, no? E poi anche molti studi di storia economica che hanno visto, e forse giustamente l'apice, se vogliamo così, della parabola della Repubblica di Venezia nel Cinquecento, e poi il declino, la fine, la morte, usando anche, come dire, teleologicamente il tema della fine della Repubblica come giudizio complessivo su tutto il periodo precedente. Ecco, le cose non stanno precisamente così. La fine della Repubblica è un problema politico che oggi non toccheremo, perché ci vorrebbe un incontro a parte, ma certamente non è determinata da un andamento complessivo disastroso. Oggi appunto cercheremo di vedere un po' come stanno le cose, per quel che riesco. E allora cominciamo intanto a dire qualcosa, perché non so quanti di voi abbiano chiara la questione su cos'è questo Stato, intanto geograficamente e anche amministrativamente, chiamiamola così, anche se la parola non è quella giusta. Questo Stato non è naturalmente quella che noi oggi possiamo chiamare nazione, non solo perché nel Settecento questo concetto non esiste ancora, se non come parola che indica dei gruppi etnici, ma non nel senso politico, ovviamente, che assumerà nell'Ottocento e ovviamente poi più avanti, no? Non è una nazione, è, come si definisce da sola, una serenissima signoria. Signoria è un termine di origine medievale, vero? È la estensione del potere di un centro urbano, Venezia in questo caso, che domina, e infatti nella documentazione il territorio che voi vedete qui descritto nel Settecento viene indicato come dominio, e naturalmente non si parla mai nella documentazione veneziana di capitale. Questa parola non esiste nel vocabolario politico veneziano, si parla di dominante, vero? Quindi c'è una dominante e c'è un dominio, e questo dominio si autodefinisce, perché ancora una volta nella documentazione, come signoria, serenissima però, perché, e qui dovremmo riaprire un altro lungo discorso sul perché si sentono così sereni. Ecco, va bene, non importa. Quindi uno Stato che non è una nazione, ma è invece, come potete vedere anche da questa carta, un composito, no? Un qualcosa di composito, anche perché questo Stato viene costruito nei secoli in realtà. Venezia inizia ad acquisire il suo dominio marittimo, vedete quello che resta nel Settecento, l'Istria, le isole Dalmate, una parte della Dalmazia interna, e poi più sotto nell'angolino là le isole Ionie e i due ultimi isolotti egei, vero? Citera e Anticitera, no?
Cerigo, no? E Cerigotto per i veneziani si chiamavano così, vero? Ecco, queste acquisizioni avvengono in tempi molto diversi. La maggior parte del dominio da mare, anche quello che resta ancora nel Settecento, tra il XIII e il XIV secolo, no? Dal 1200 in avanti, sostanzialmente in età ancora medievale. Ed ecco il modello, no? Il modello medievale è l'occupazione, che ne so, di Parenzo, è un accordo, cioè quello che veniva chiamato patto di dedizione con la città, chiamiamola così, di Parenzo, e soprattutto attraverso un legame con l'oligarchia che normalmente dominava, no? in quel contesto, no? E questo modello poi verrà esteso a tutto lo Stato, anche a quello di terraferma, a cui noi magari siamo un po' più interessati, no? Acquisizione che lì avviene, vero, anche in maniera abbastanza rapida, più o meno tra il 1400, senza più o meno, tra il 1404, l'edizione di Vicenza, vero, e il 1427 Bergamo e Brescia, no? Si viene a formare quel grosso, come dire, aggregato. Poi ci sono dei cambiamenti, c'è l'eccezione di Treviso, che è la prima città a entrare già nel 300 in 2 riprese nello Stato veneziano, e che fatalità è quella che viene maggiormente assorbita, se vogliamo, no? nel contesto della dominante, no? Quella che conserva minori margini di quella che noi oggi chiameremo autonomia, con una parola che non è poi quella giusta per l'epoca. Quindi, territorio per territorio, si crea questo mosaico, chiamiamolo pure così. Quelle che vedete sono le varie giurisdizioni, chiamiamole, no? In questo modo, in cui è divisa questa terraferma. Bergamasco, per esempio, sì, c'è la città di Bergamo, poi ci sono, mi pare, se non ricordo male, 39 dedizioni, cioè patti tra le varie vallate bergamasche e Venezia. Quindi una pletora di rapporti che sono anche naturalmente diseguali, no? Non simmetrici, perché ognuno regola la reciproca situazione nel momento in cui viene stipulato. Naturalmente questi patti e questa composizione resta fissa fino al termine della Repubblica, quindi resta invariata, con l'intromissione anche fin dall'inizio di enclave feudali, perché la Repubblica di Venezia non è solo uno Stato repubblicano governato da un'oligarchia, cioè da un patriziato, quello veneziano naturalmente, abbastanza ampio ma comunque limitato dentro se stesso. Non solo questo, ma ha all'interno degli stati nello Stato soprattutto le enclave feudali. Una è famosissima, quella che viene affidata a Colleoni nel 400 per fare da cuscinetto con lo Stato di Milano, no? Per esempio, ma poi ne rimangono tantissime anche fino alla fine della Repubblica. I Collalto a Treviso, per esempio, i Savorgnan a Usoppo e via discorrendo. Ce ne sono numerosi di queste enclave feudali dentro a uno Stato che vuole essere e si proclama repubblicano, naturalmente. Le variazioni settecentesche, quindi una situazione direi che io ho sempre definito policentrica, quindi l'esistenza di una serie di centri in parte autonomi, in parte naturalmente governati soprattutto per quel che riguarda l'alta giustizia e la fiscalità dal centro, no? da Venezia. Quindi è un rapporto sempre molto difficile, resterà complesso anche nel Settecento. Se vogliamo, rispetto ai secoli precedenti, alcune aree della Repubblica tendono piuttosto a un andamento direi di orientamento, di distacco, insomma, rispetto alla capitale, soprattutto dal punto di vista economico, ma di questo poi magari parleremo tra un po'. Quindi policentrismo, un controllo dal centro sempre relativo, tant'è vero che nel 400 venne creata una magistratura apposita, un ministero diremmo noi oggi, itinerante,
gli auditori nuovi, vero, che poi si trasformano nei sindaci inquisitori in Levante e anche in terraferma, no? Cioè una magistratura che va in giro per tutto lo Stato o in parte dello Stato per cercare di dirimere tutte le questioni che restano in sospeso, in sostanza, soprattutto sotto il profilo civile e penale anche, quindi vanno a giudicare e a sistemare tutta una serie di questioni. Questo per dire che il meccanismo è un meccanismo molto più, come dire, complicato rispetto a un'idea che possiamo avere noi oggi di una giustizia che funziona, comunque funzionerà sempre la giustizia in maniera parziale, signori, non c'è niente da fare, però non c'è una gerarchia, vero, qui e tant'è vero che si sente la necessità di mettere una pezza alla questione mandando in giro, e si continuerà a fare questo lavoro anche dopo il 400, naturalmente. Dicevo, oltre a questo, se vogliamo vedere un'evoluzione, dobbiamo parlare di quella roba lì che vedete in alto. Non so se la freccia funziona, la vedete? Penso sì, no, voi non la vedete, la vedo solo io. Se voi vedete il quadratino che riguarda la Dalmazia, noi dobbiamo constatare che nel Settecento quella zona grigia, proprio l'ultimo angolo di sopra, no? Che confina con l'impero ottomano, lì c'è un processo di balcanizzazione della Repubblica di Venezia. Cioè è vero che il centro motore rimane naturalmente la città e la terraferma, ovviamente Veneto e Lombarda fino all'Adda, no? Ma le acquisizioni avvengono e l'ingrandimento nel Settecento dello Stato avviene attraverso due passaggi che sono le paci del 1698 e poi soprattutto la pace di Passarowitz del 1718. La situazione che vedete lì è relativa alla cosiddetta linea Mocenigo, cioè la linea di confine che viene stabilita nel 1721, ma Mocenigo era appunto l'inviato, chiamiamolo così, veneziano per trattare la questione della stabilizzazione del confine, ed è un confine che si spinge abbastanza all'interno dell'attuale Croazia. E l'importante è che appunto i veneziani in questo modo controllano i due principali fiumi che sfociano in Adriatico, e quindi in sostanza controllano anche l'andamento di possibili come dire, rapporti anche verso l'interno della penisola balcanica, no? Non che questo sposti grandemente gli equilibri dello Stato, però va considerata la questione che spesso viene bellamente ignorata come se fosse una cosa. Tentano addirittura di fare una riforma agraria, c'è tutto un movimento riformista nel Settecento che guarda anche alla questione balcanica in maniera molto, molto precisa. I risultati saranno abbastanza deludenti, però insomma il problema va segnalato. Per concludere, allora, che Stato è? Uno Stato che ha una estensione notevole, intanto, di dimensione medio-piccola, certamente a livello europeo, ma molto allungato come presenza, no? Fino almeno in fondo all'Adriatico, anzi fino allo Ionio, quindi va considerato anche questa parte, no, marittima dello Stato, e va considerato che al suo interno convivono bene o male almeno 3 religioni ufficiali, oltre a quella cattolica, gli ortodossi delle enclave greche e albanesi, e gli ebrei naturalmente, che sono presenti non solo a Venezia, come tutti sanno, ma massicciamente soprattutto nel dominio del mare. Mi riferisco a 2 città in particolare, Spalato e Corfù, che sono comunque 2 centri di grande importanza anche sul piano ovviamente commerciale ed economico, no? Questa è la situazione, insomma, per quel che riguarda. Quindi che Stato è? Insomma, è uno Stato certamente composito, che ha una struttura territoriale molto diversificata, direi, no? Si va dalle Alpi, ovviamente, dove esistono anche lì altre eccezioni, no? La magnifica Comunità del Cadore, un organo di autogoverno medievale che sopravvive a Pieve. C'è ancora un bellissimo archivio
storico della comunità di Cadore, che gestisce anche le terre, le famose regole, no? Quindi tutta una serie di questioni di autogoverno. Un esempio molto interessante, purtroppo poco studiato, devo dire, poco studiato, soprattutto nei periodi 4-500. Quindi dal Cadore fino appunto a Cerigotto, no? Questo scoglio in mezzo al mare Egeo, insomma, che ha un'importanza certamente minima, però è abitato e fa parte di questo complesso, no? Andiamo avanti perché il tempo corre e non so se riuscirò a dire tutto. Parlavamo di signoria. Allora, signoria, il sistema di governo è questo. Io ve lo presento solo per farvi prendere paura. Cioè, dovremmo stare qui almeno 2 ore per descrivere questo complesso sistema, no? Mi basta dire solo due cose dirò. È una signoria perché appunto i signori, la signoria è il nome collettivo, scusate questa invenzione, no? Signoria è il nome collettivo perché ci sono questi nel 700 circa 1500 persone che di diritto siedono nel quadratino, non so se si vede in alto, nel famoso maggior consiglio, no? Che è l'organo di distribuzione delle cariche di governo in sostanza, cioè da lì emana naturalmente tutto il complesso complessissimo degli organi di governo della Repubblica. Tutti voi avete sentito parlare del Consiglio dei 10, naturalmente, del Doge, no? Attraverso un sistema elettorale molto complicato, no? Si costruisce, ma già a partire dal 200, vero, in sostanza, per quel che ne sappiamo, che di molti organi come il Senato non si sa nemmeno bene l'origine, vero? Quindi vengono dall'età più lontana e poi si trasformano e vengono come dire, investiti di poteri che sono contenuti non in una Costituzione, naturalmente. Venezia non ha una Costituzione scritta, non ha delle regole precise, ci sono i capitolari, cioè ognuno di questi organi, più tutti gli altri che ci sono, ha delle sue regole e fa delle sue cose. Naturalmente, siccome siamo ancora in età moderna e fino a tutto il 700, i poteri non sono distinti, quindi molti di questi organi hanno poteri giudiziari, hanno poteri legislativi, in parte anche esecutivi, no? Dov'è il centro del governo? Ecco, questa forse è l'unica domanda. Il centro del governo sta nel Pien Collegio, cioè l'organo di sintesi dove siede il Doge, dove siedono i 6 consiglieri dogali, uno per sestriere di Venezia, vero? Anche lì eredità ovviamente medievale, i savi del Senato, cioè una serie di tra cui ci sono i savi di terraferma, sono il Ministero della Guerra in sostanza veneziano, che entrano a far parte del Pien Collegio, e naturalmente i capi dei 10 e i capi delle quarantie, cioè dei più antichi tribunali, diciamo così, d'appello di Venezia, no? Questo è l'organo di sintesi, potremmo dire, governativa, e gli ordini che partono, esecutivi che partono lì, sono le famose ducali, cioè questi ordini firmati niente meno che dal Doge in persona, no? Il sistema, come vedete, è complessissimo. Le cose da dire è che tutto viene fatto a livello elettorale, cioè sono tutti organi eletti, non sempre, come vedete, solo dal Maggior Consiglio, ma anche il Senato elegge, per esempio, una cosa molto importante, elegge gli ambasciatori, elegge i sindaci inquisitori in terraferma di cui parlavamo prima, no? E tutta un'altra serie di cose, no? E anche il Consiglio dei 10 elegge, lì è rimasta una evidenziazione, perché soprattutto nel 500 il Consiglio dei 10 deborda dalle sue competenze, che in origine erano solo giudiziarie, giudiziarie di Stato, potremmo dire, e stipula guerra, pace, fanno quello che vogliono, con un meccanismo che adesso io non sto a descrivere, di fusione, chiamiamolo così, con gli altri organi importanti, soprattutto con i consiglieri ducali e con i savi del Senato, in modo che le stesse persone girano sempre all'interno del collegio. I 10 nel 500
debordano appunto ampiamente, creano tutta una serie di magistrature molto importanti, basta leggerne due: provveditori in zecca, cioè quelli che il magistrato che controlla l'emissione della moneta, e provveditore artiglierie, perché nel 500 ormai siamo arrivati al momento in cui le artiglierie diventano fondamentali, e ci sarà 1504 anche l'elezione, e poi altre cose. 1539 gli inquisitori di Stato, i temibili inquisitori di Stato, no? Che dovevano raccogliere le denunce, soprattutto quelle segrete, contro, inizialmente doveva essere una garanzia per il mantenimento dello Stato, poi diventa un sistema di delazione e di sovrapposizione, insomma, di quest'organo giudiziario rispetto agli altri, no? Ripeto, ci vorrebbe un'altra serata solo per esaminare un po' più nel dettaglio la questione, però voglio che sia chiaro che questo ha dei limiti molto forti. Prima di tutto perché il sistema elettorale va bene, d'accordo, all'interno di un gruppo ristretto, e va bene, ma sempre temporaneamente. Gran parte di queste magistrature durano un anno, a volte anche 6 mesi, gli ambasciatori un paio d'anni, per esempio, poi devono tornare, quindi c'è una continua rotazione delle cariche per mantenere un apparente almeno equilibrio all'interno di questo gruppo dirigente, che, ripeto, è un gruppo dirigente nel 700 abbastanza ristretto, era più largo nel 500, attorno alle 2500 persone. C'è un progressivo, diciamo così, riduzione proprio biologica, direi io, del gruppo dirigente, no? Perché bisognava vedere i requisiti iscritti al libro, insomma, comunque c'è una riduzione vera e propria, quindi si impoverisce anche il gruppo dirigente dal punto di vista numerico, perché poi avete visto tutti quei territori lì, ci va un provveditore, un governatore veneziano, ci va un capitano dove ci sono le fortezze, devono mandare tutti gli ambasciatori, tutti i comandanti delle diverse piazzaforti, per esempio, che sono tutti nobili veneziani, tranne qualche eccezione, no? Quindi una parte di questo gruppo se ne va in giro un po' per il mondo, no? A controllare questo Stato, no? Quindi una debolezza da questo punto di vista, e poi soprattutto e qua c'entra il 700, la mancata accettazione di proposte di riforma di questo sistema, almeno per far partecipare al gruppo dirigente almeno appunto le oligarchie e le nobiltà della terraferma, che dominano a casa loro, a Vicenza come a Verona come a Padova, ma che qui non entrano, tranne eccezioni, cioè tranne comprando in sostanza, no? L'accesso. Una delle famiglie più famose tra le ultime aggregate è quella di Manin, friulani, no? Che comprano il titolo, vero? L'ultimo doge sarà un Manin, cioè un furlano, no? che è strano tutto sommato, ma perché è stato aggregato tramite, ma sono eccezioni, sono poche. E non cambia il sistema, perché a quel punto diventi, almeno nel momento in cui sei in maggior consiglio, diventi veneziano a tutti gli effetti. I Savorgnan, sempre friulani, lo erano già al 400, quindi alcune di queste casate, no? Ci sono i vicentini, naturalmente, i Valmarana, per esempio, no? Filo veneziani già, che entrano in maggior. Quindi ci sono, ma sono eccezioni, e il sistema non cambia, no? Non cambia, non si modifica da questo punto di vista. Né queste proposte settecentesche, ce ne sono almeno due importanti, una nel 1761 di Angelo Querini, che propone appunto un allargamento, insomma, di questa sfera di governo, viene arrestato e messo in galera a Verona, tanto per capirci. E l'altra più famosa, quella di Scipione Maffei, negli anni 30, che suggerisce a due, attraverso le persone di due suoi corrispondenti veneziani, Maffei era veronese, di allargare appunto l'oligarchia veneziana a una parte almeno della nobiltà di terraferma, per rendere più coeso, potremmo dire oggi, no? L'azione di governo. Gli consigliano di stare zitto, insomma, no? E tant'è vero che il suo suggerimento viene pubblicato solo nel 1797, non a caso, cioè nel momento della caduta della Repubblica, con il titolo di Consiglio politico, un consiglio naturalmente che non venne mai
ascoltato. Poi casomai se avete qualche domanda e qualche curiosità me la fate alla fine, sempre ammesso che riesca ad arrivare alla fine. Illuminismo e riforme, ecco, qui andrei via molto velocemente dicendo qualcosa in relazione al Settecento in senso culturale. L'illuminismo a Venezia è stato, a Venezia e anche nella terraferma in generale, è stato assorbito, la circolazione dei testi è stata notevole, la censura esercitata è stata molto blanda, la censura era riservata ai provveditori allo studio di Padova, cioè alla magistratura che controllava l'università, ha controllato pochissimo, anche perché uno dei revisori dei testi, tale Andrea Maria Donadoni, era più illuminista lui di tanti altri, quindi non gli interessava affatto bloccare, no? Quindi la circolazione delle idee illuministe, le nuove proposte che vengono quasi tutte, vero, dalla terra francese, c'è un forte accoglimento dello spirito enciclopedico. Per esempio, cito uno per tutti, il Dizionario delle Arti e dei Mestieri, 1768 comincia la pubblicazione, edito prima di tutto da Francesco, composto da Francesco Griselini, no? Oppure poi ancora di più dal 1783 la pubblicazione dell'Encyclopédie méthodique curata dalla stamperia del seminario di Padova, pensate un po', no? Quindi una proposta l'Encyclopédie méthodique fu il più grande successo editoriale, non la grande enciclopedia di Diderot d'Alembert, ma la Méthodique di Pankow fu l'enciclopedia più diffusa e con maggior diffusione anche a livello internazionale, no? Arriva anche in Veneto, a Padova per la precisione, e quindi lo spirito, chiamiamolo così, illuminista, circola per Venezia e naturalmente seguendo queste proposte ci sono delle riforme, no? I tentativi di riforma. C'è un gruppo di patrizi veneziani riformisti, il più famoso lo vedete lì in sostanza, cioè Andrea Memmo, che mentre era rettore a Padova promuove la trasformazione di una palude, perché in sostanza era così, perché lì era un'area, no, questo prato della valle era una specie di palude. Il primo problema era il drenaggio dell'acqua, in realtà, no? Il risultato è il prato della valle, lì lo vedete in questa immagine dell'incisione di Giovanni Valle del 1784. Quindi è esistito un gruppo, poi Memmo è anche colui che si impegna fortemente per la costruzione dell'ospedale Giustinianeo, che prende il nome da Vescovo in realtà di Padova, ma che è stato a tutti gli effetti probabilmente il primo ospedale moderno in senso proprio del termine, cioè con reparti specializzati già. Quindi risultati sì, non, abbiamo già detto, non dal punto di vista politico, da altri punti di vista sì. Forse il risultato più importante arriva dopo il 1766 con la istituzione di una magistratura, ancora una volta, no? Cosa si fa? Abbiamo un problema, creiamo un nuovo organo di governo, no? La deputazione cosiddetta ad pias causas, no? Per le cause pie, che ha avuto, non so se il merito o il demerito, il giudizio non vale la pena di darlo, di abolire tutta una serie di monasteri, molto prima della rivoluzione francese, di monasteri che vivacchiavano, no? Quelli con meno di 6 monaci, no? In generale, e di acquisire a favore dello Stato circa 11.000 ettari di terra sparsi un po' in tutta la terraferma e in buona parte nella Lombardia veneta, no? Che vengono messi all'asta, venduti e fatti circolare. Con quei soldi si finanziano anche alcune altre azioni riformiste. Per esempio sul piano educativo a Venezia vengono avviate delle scuole pubbliche, no? Solo a Venezia, però, mi raccomando, delle scuole pubbliche a livello elementare e anche superiore, chiamiamolo così in termini attuali, no? Quindi viene fatto un percorso che però si arresta con gli anni 70, in sostanza nel 700,
E altre cose interessanti anche sotto il profilo economico, la istituzione delle accademie di agricoltura, quindi in ogni città di terraferma viene promossa questa attività, chiamiamola di studio e di proposta sotto il profilo agricolo. Grande documentazione, sono state ben studiate, sono state viste dagli storici, intendo, i risultati quasi inesistenti sotto il profilo della pratica agricola, perché un conto è studiare, vengono fuori viene fuori il bene e il male della situazione agricola del tempo, vengono fuori molte proposte di modifica, poi in realtà le vere e proprie riforme non arrivano da questo lato, no? Casomai arrivano maggiori riforme sotto il profilo fiscale. Alla fine, negli anni 90, si arriva addirittura a un progetto di unificazione daziale di tutta la terraferma, quindi l'abolizione delle dogane interne che ancora esistevano, ma voi forse i più anziani di voi si ricorderanno che prima dell'IVA esistevano ancora i dazi, no? Mica tanti anni fa, insomma, ecco, quindi non è poi una cosa così strana. Si arriva e poi tutti i privilegi cosiddetti concessi alle manifatture, soprattutto in materia fiscale, quindi esenzioni delle tasse di esportazione, esenzioni sulle materie prime, quindi una complessiva, la chiamerei così, defiscalizzazione, ecco, del comparto manifatturiero e commerciale, che non viene portata fino agli ultimi esiti, ma che è secondo me abbastanza importante. Naturalmente tutto questo si riflette anche sul bilancio dello Stato, perché i mezzi poi a disposizione, la fiscalità veneziana è una fiscalità abbastanza confusa e morbida soprattutto, guarda caso, con chi ha di più, adesso lo vedremo, cioè con gli stessi nobili veneziani, no? E anche con i nobili di terraferma. Passetto in avanti, abbiamo parlato di agricoltura, non so se riuscite a leggere, ma sì, forse sì, ecco. Dobbiamo a un bravo storico degli anni 60, cioè Daniele Beltrami, la pubblicazione di questa statistica che viene fatta attorno negli anni 40 del Settecento sulla proprietà e conduzione agraria della terraferma veneziana. Vicenza esclusa purtroppo, che non viene censita. I risultati però sono piuttosto interessanti, no? Si segnala la scomparsa, tranne in montagna, e mi riferisco soprattutto all'area veronese, vicentina e poi quella cadorino-bellunese, la quasi scomparsa dei beni comunali, no? Cioè, in sostanza, il processo di cambiamento che parte già dal tardo Medioevo e arriva fino al Settecento ha spogliato quasi tutti i comuni della pianura, della collina, delle proprietà comunali, tramite un sistema abbastanza complicato che non è il caso di vedere. Invece in montagna si arriva fino appunto al 90% di beni comunali che in parte sono state conservate. Se voi andate a Gaglio, per esempio, oggi tutti i pascoli, no? La zona dell'alto altipiano sono di proprietà comunale, quindi è rimasto tra l'altro lì. La cosa più interessante però è la proprietà nobiliare, ripeto, tolto il vicentino, ma probabilmente avremo dei risultati analoghi in complesso. Circa il 50% della proprietà agraria è della nobiltà e in particolare il 34% è della nobiltà veneziana. Quindi lo 0,15% della popolazione complessiva dello Stato, che si aggira attorno ai 2.400.000, possiede un terzo delle terre, più un altro 20% della nobiltà altra. Probabilmente a Vicenza le cose vanno un po' diverse, perché la nobiltà vicentina, ma non abbiamo dati purtroppo statistici di questo genere o parastatistici, ha in mano molto di più rispetto a quella veneziana. La penetrazione veneziana è molto forte nel Trevigiano, nel Padovano, in Polesine naturalmente, dove c'è stato tutto il processo, la bonifica, eccetera. La cosa più interessante però non è questa, dunque noi ce lo possiamo anche aspettare, no? È una società
fortemente squilibrata, quello di antico regime lo era in Francia, lo era in Inghilterra, lo è anche a Venezia, la nobiltà domina. Qui abbiamo anche una nobiltà che governa e quindi si autofavorisce in molti casi. Il caso del Polesine è questo, insomma i retratti, la bonifica viene gestita in poche parole dal gruppo dirigente, che è quello che poi se ne avvantaggia maggiormente anche sotto il profilo privato. Ecco, no? L'interesse privato e quello pubblico qui, insomma signori, il conflitto di interessi non esiste, cioè c'è strutturalmente, in sostanza noi dobbiamo ragionare in un altro modo, ecco, in questo caso, no? Dicevo, quello che però salta maggiormente agli occhi è poi la differenza, il salto fra proprietà e conduzione. Comunque la proprietà è fortemente concentrata, no? Non possiamo parlare di latifondo perché poi il sistema di conduzione, quindi di lavoro, no, sulla terra non è quello del latifondo, ma è per lo più l'affitto, no? Ma questo affitto è paurosamente piccolo perché, come vedete lì, il 57% dei conduttori, cioè dei contadini, quindi noi chiamiamo contadini, ha meno di 1 ettaro. Cioè, se non avesse avuto, soprattutto nelle aree collinari, adesso vedremo, qualcos'altro da fare, moriva di fame. Sono solo il 10% dei conduttori che hanno più di 10 ettari, che quindi possiamo supporre che abbiano sufficiente forza per autosostenersi col lavoro agricolo, no? Naturalmente in mezzo ci sono gli intermediari, ci sono i fattori, c'è tutta una serie di come dire, altro ceto che andrebbe considerato. Però il problema è che abbiamo di fronte una dicotomia forte fra concentrazione della proprietà e polverizzazione vera e propria della conduzione, no? Ecco perché poi alcune di queste questioni diventeranno anche successivamente un grosso problema. Quello che poi la successiva dominazione asburgica e poi lo Stato italiano erediteranno da tutto questo è soprattutto il dominio della rendita. La rendita fondiaria, la rendita nobiliare o dei grandi proprietari. Poi salteranno fuori altri proprietari nell'Ottocento che probabilmente lo erano già come prestanome. Mi viene in mente così a caso la famiglia Herrera, ebrei, vero, veneziani, nel Milanese, che diventeranno col primo Ottocento grandi latifondisti, sostituendosi quindi in parte ai vecchi proprietari nobiliari. Quindi piccolezza delle aziende agricole, anzi addirittura minuscole, e che per lo più sono appunto gestite in affitto in moneta o in affitto misto, generi alimentari e moneta, conveniente anche spesso per gli stessi locatari, perché comunque avere l'affitto in natura significa avere una forma di indicizzazione, insomma, della rendita, perché a seconda della variazione dei prezzi io posso avvalermi. Siamo in un periodo di prezzi abbastanza stabili, tutto sommato, questo sì. Come vedete solo il 10% è gestito a mezzadria, quindi in area Veneto, nell'area Serenissima, la mezzadria è l'eccezione, non era l'egora ovviamente, quindi non aspettiamoci che dominino le grandi famiglie. Tutta questa idea, no, delle grandi famiglie è perfettamente falsa. Per lo più sono famiglie nucleari, poco estese, perché tra l'altro la mortalità infantile è tale per cui viene tagliato moltissimo rispetto alle possibilità. Anche in area veneta il matrimonio avviene abbastanza tardi, quindi si tagliano un po' di anni nella fertilità femminile, naturalmente. La mortalità anche in età adulta è abbastanza frequente, quindi la durata, diciamo così, delle coppie è abbastanza breve. Morale in sostanza, se noi pensiamo a questa area veneta o veneto-lombarda nel Settecento, non dobbiamo pensare alle grandi famiglie patriarcali che magari troviamo in Toscana e in Emilia, quello sì, no? Qui no,
se non come eccezione. Quindi anche qui va rivista un po' un'immagine che spesso vedo circolare ancora oggi, ma che ha ha nessun fondamento storico, no? Sistema da mare un po' diverso, ma sorvolerei sulla questione perché vorrei chiudere in tempo per qualche domanda. Come viene gestita la terra? Poi ecco, anche questa è una cosa molto importante, perché come si sposa una grande proprietà con questa piccola conduzione? Si sposa in questa maniera qua, perché la triade prevede in sostanza una rotazione triennale, cioè per 2 anni si lavorano cereali, che non sono solo il frumento, ma tutte quelle cose lì, sorgo rosso, il miglio, sorgo turco, vero? Cioè formenton, quindi i mais, no? Naturalmente. E questo, siccome già a fine 500 si ottiene in sostanza l'autosufficienza granaria all'interno dello Stato della Repubblica, consente la sopravvivenza, potremmo dire così, alimentare della popolazione. Dall'altro lato però c'è gli altri 2 corni di questa triade, cioè la gelsivachicoltura soprattutto e la viticoltura, che consentono margini ampi alla rendita. La famiglia contadina è tenuta molto fino agli inizi del Novecento, c'era ancora qualche residuo, no? La coltivazione del bacco da seta e gelso presente nel Vicentino, poi non ne parliamo, dappertutto, la coltivazione del bacco e naturalmente poi attraverso un sistema di raccolta il grosso del guadagno, potremmo dire, derivante da questa cosa va alle famiglie nobiliari. Se andate appunto al Palladio, qualcuno di voi ci sarà ben stato al Palladio Museum di Vicenza, trovate un bel gelso piantato in mezzo, no, alla corte del Palazzo Porto, e poi salendo si chiarisce la questione che gran parte delle ricchezze della nobiltà vicentina del Cinquecento e successivamente viene dalla seta, no? La rendita viene non tanto e non solo dal commercio dei cereali, che comunque esiste, ma la seta e poi anche il vino, la viticoltura, consentono margini ampi di ricavo per le famiglie di proprietari, no? Poi c'è qualche eccezione. Le eccezioni più importanti sono le risaie, però ce n'è poche, ce n'è un po' nel Veronese, c'è qui più vicino a noi Grumolo e l'Abbadesse, c'è Bagnolo, soprattutto dei pisani, no? Quindi enti ecclesiastici, grandi famiglie nobiliari che mettono a risaia. Il riso è un grosso affare dal punto di vista commerciale, no? Perché il suo prezzo è molto più alto dei cereali normali, ma richiede grossi investimenti, e quindi Pisani e Bagnolo mi pare che mettano, se non mi ricordo bene, 200 campi a risaia, lì passa il sistema Agno-Gua, eccetera, l'acqua, però appunto richiedono investimenti perché occorre una gestione delle acque particolarmente complessa, no? Il riso dà parecchia rendita, ma c'è solo in alcuni punti ben precisi della terraferma veneziana, no? L'agricoltura e poi appunto l'industria, e qui si spiega in buona parte come fa a vivere questa gente, soprattutto nell'alta pianura e nei territori dove l'agricoltura è povera. Come ci manteniamo? Cioè la famiglia contadina, o meglio la famiglia in generale, come fa a sopravvivere? Sopravvivere perché il Settecento è forse il momento di maggiore esplosione, perché è una progressione che parte già dall'età medievale, perché eccoli lì, c'è tutta una serie di centri e distretti manifatturieri molto importanti. Tutti voi conoscete Schio e l'Alto Vicentino Laniero, che non è opera di Alessandro Rossi, ma che esisteva già benissimo nel Settecento, e anche prima nel Settecento c'è l'esplosione e poi dopo il passaggio all'industria, vabbè, d'accordo. Vedete in verde, verdino anzi, la lavorazione delle tele, sono solo 3 punti però importanti. La Carnia, Tolmezzo, lì una ditta, soprattutto Linussio si chiamava, sviluppa tutta una
lavoro di circolazione del lino della canapa, di lavorazione, che per lo più viene esportata poi attraverso Venezia, no? E dunque le famiglie carniche possono lavorare dentro, non dentro, fuori, a casa spesso, naturalmente, a filare, a tessere. C'è quel distretto lì vicino a Venezia, Mirano e dintorni, milanese, terre molto povere, anche abbastanza paludose, no? Mirano, quella zona lì della bassa veneziana, dove viene filato il lino per le manifatture veneziane. Quindi altro distretto che spiega. E poi più famosa e anche molto più importante, sul lago di Garda, Salò, la riviera salodiana, la lavorazione del lino, del filato di lino, che viene sbiancato sulle spiagge di Salò. Non basta, in rosa vedete i distretti cartari che sono abbastanza numerosi, poi ci sono altri dispersi, l'area a nord di Treviso, l'area di Ceneda, cioè Vittorio Veneto, le due aste dell'Astico, Lugo e del Brenta, no? Nel Vicentino, dove già appunto esistevano numerose cartiere, Montorio, Verona, sul Fibbio, sempre sul lago di Garda, Toscolano Maderno, antica insediamento di lavorazione della carta da esportazione. Anche qui siamo di fronte a sistemi industriali complessi. La cartiera è una fabbrica, come diremmo noi oggi, perché bisogna macerare la carta, si formano i fogli di carta, poi una parte del lavoro viene esternalizzato, diremmo noi oggi, no? E quindi è comunque un sistema composito che dà lavoro a molte persone, però al di là della presenza delle cartiere. Poi ci sono naturalmente in azzurro i distretti lanieri, il più grosso lo vedete lì, ma siamo lì, quello dell'Alto Vicentino e poi quello della Val Seriana e Bergamasco, no? Che sono praticamente, il Vicentino lavora tessuti di maggior pregio, non di altissimo livello, però di buon livello, che vanno in giro un po' per tutta Italia e anche per l'Europa. Quelli invece bergamaschi sono tessuti nel Settecento, parlo perché poi dopo le cose un po' cambiano, più di consumo, diciamo, comune, ecco, di minore qualità. Ecco, per darvi un esempio, io ho calcolato per il Vicentino almeno 6.000 persone che lavorano nelle manifatture vere e proprie centrate, più altrettanto che filano e lavorano la lana a domicilio. Quindi parliamo di circa 12.000 operai, e forse la stima è un po' per difetto, perché qui capite le statistiche non abbiamo a disposizione, vero, i dati come quelli che abbiamo oggi. E poi la seta, naturalmente, no? La seta ha alcuni luoghi di elezione, la vedete nel giallo un po' più scuro, no? Alcuni luoghi di elezione, uno dei quali è il distretto Nove Bassano, per l'appunto, no? Dove la filatura alle case, è vero che sono di lato al ponte di Bassano, erano setifici. Questi sono veri e propri impianti industriali, anche lì una parte del lavoro viene svolta dentro la fabbrica, tanti bambini tra l'altro, purtroppo, ma all'epoca la cosa non desta preoccupazione, lo desterà più avanti, e poi una parte esternalizzata all'esterno, perché una parte del lavoro viene svolta da donne, soprattutto a domicilio, a doppiare, è vero, la seta. Quindi quel distretto e quello bergamasco soprattutto, lo stessa cosa, uguale, identica, più aggiungiamo pure una vasta area, quella ai piedi dei Colli Euganei, dove si fanno delle lavorazioni particolari che sono le passamanerie, ovvero cordelle di seta, dirette per lo più da ditte mercantili ebraiche di Padova. Chi lavora sono sempre donne a domicilio che lavorano la seta. Quindi lavoro femminile, mi guardano, sì, tanto lavoro femminile naturalmente, perché anche il lavoro a domicilio femminile viene pagato pochissimo, ovviamente. E
Questo però consente anche una forte competitività del prodotto, questo va detto, perché appunto queste aziende tessili, quindi seta, lana soprattutto, devono competere a livello globale, perché questi prodotti non vengono commercializzati a Padova, cioè se ne vanno dappertutto, quindi c'è una concorrenza che già all'epoca è una concorrenza, non dico mondiale, ma perlomeno continentale, insomma, ecco, in questo caso. Vado via rapidamente, perché altrimenti non finirò più. Venezia. Anche Venezia è una città industriale, no? Lo era anche Vicenza a Vicenza si lavora la seta, si tesse seta nel Settecento. A Venezia se ne fa molta di più, qui i numeri credo che non riusciate a leggerli, però vi segnalo solo che nel solo sestriere di Cannareggio, qui siamo attorno nella seconda metà del Settecento, sono presenti circa 1500 telai, non sempre attivi, ma quindi anche qui una enorme concentrazione di manodopera e di lavoro. I veneziani si specializzano nell'imitare produzioni francesi, quelle di Lione soprattutto, quindi lavori diciamo di secondo livello. Stima 4-5 mila addetti al settore nella sola Venezia, per lo più donne, anche qui va detto. Il vetro dall'altra parte, qui avete uno schemino complicato, vedete, perché il sistema parte dall'importazione delle materie prime, cioè ceneri di soda, che vengono per lo più dal Nord Africa, quindi importate dal Nord Africa, e la sabbia bianca, il cosiddetto saldame, come lo chiamavano all'epoca, che viene in larga parte dall'Istria, dalla Dalmazia, con al centro le cave di Lissa, vero? Più famosa per la battaglia del 1866, ma per noi più importante perché da lì veniva il grosso della sabbia nel Settecento. Passa all'arte di Murano, ci sono le fornaci di vario tipo, vero? Come vedete i totali occupati possiamo stimare attorno alle 600 persone nella sola Murano. Qui per una volta tanti uomini, perché si tratta di soffiare, vero? Di un lavoro molto anche pesante dal punto di vista fisico, e poi passa a Venezia, perché tutto il resto viene fatto a Venezia, perché Murano in parte esporta direttamente i famosi candelabri, no? Muranesi trovate dappertutto in Europa, no? Hanno invaso mezza Europa, vengono lavorati lì, e vetro soffiato e lavorato e viene direttamente esportato. Parte della materia prima invece passa a Venezia. La più importante è la lavorazione delle perle di vetro, di cui adesso dirò qualcosa di più. Circa 2000 persone a Venezia città, quindi anche qui un settore molto importante. Perle di vetro, anche qui trovate le donne, soprattutto nella fase finale, famose in piraperle, cioè le perle venivano confezionate in mazzi, bisognava passare il filo e fare i mazzi, insomma, ecco, questo è quanto, no? In totale, solo di iscritti ai corpi d'arte a Venezia, nel secondo Settecento sono 30-35 mila persone, più tutti i precari. Le donne naturalmente non fanno, di norma, non fanno parte dei corpi d'arte, quindi vanno aggiunte. Città industriale Venezia? Sì, lo era già in buona parte nel Cinquecento, lo è ancora di più probabilmente nel Settecento, perché poi dovremmo aggiungere le stamperie, dovremmo aggiungere il settore cosiddetto protochimico. A Venezia si lavora, per esempio, uno dei primi e più importanti medicinali del Settecento, e anche prima, la triaca, no? O teriaca, che è un medicinale davvero, perché la base in realtà è oppio, quindi ha funzioni antidolorifiche, e poi c'è tutta una serie di componenti. La triaca funziona, non era naturalmente funziona, non va a colpire, colpisce esclusivamente i sintomi, aveva effetti antinfiammatori, antidolorifici abbastanza interessanti, tutto sommato, no? Sappiate che non era appunto quella cosa che spesso viene descritta, c'era carne di vipera, no, la carne di vipera era... Intanto ci vuole, come oggi nelle pastiglie, ci vuole qualcosa che tenga insieme. Poi ci mettono anche la cenere di mummia, no? Importano le mummie quindi c'è una leggenda attorno, però in realtà i principi... Ho dato una tesi qualche anno fa a un mio bravo
studente ex anestesista medico, quindi age, come si direbbe in francese, che ha analizzato le componenti e ha tirato fuori quanti principi attivi aveva in realtà questo affare qua. Dopo lasciamo perdere la leggenda e il mito, perché poi i veneziani erano bravissimi a creare dei miti e il mito della TVH funziona, ma in effetti c'era una base chimica molto, molto precisa, insomma. Anche questo si fa, quindi la cera lavorata per il sapone, no? Importazione di quantità enormi di olio, le isole Ionie nel Settecento fanno solo olivi ormai, no? L'olio viene importato a Venezia e gran parte va a fare il sapone, no? Ben prima del famosa Marsiglia, Venezia ha avuto il primato nella produzione saponiera a livello europeo, parlo, no? E appunto ultima tappa, e poi mi taccio, il porto. Allora qui è forse uno degli aggiornamenti più, come dire, attuali della questione, cioè il problema del commercio veneziano, no? Dopo il 500 un disastro, no? Dopo il 500 la decadenza. In realtà non ci sono motivi per pensare a tutto questo, perché il network veneziano, cioè insomma la rete di rapporti commerciali veneziana ancora nel Settecento è molto ampia. Ci sono acquisizioni recenti e vi segnalo due testi, quello di un amico genovese che si chiama Paolo Calcagno, che insegna a Genova, che si intitola Il rilancio dello shipping della Serenissima. Cosa significa? Shipping è insomma l'armatoria, no? Veneziana, tutt'altro che in crisi. La potenza, diciamo così, della flotta commerciale veneziana nel Settecento aumenta anziché diminuire, facendosi forza soprattutto della neutralità veneziana durante le guerre settecentesche, che sono in larga misura anche guerre navali, la guerra di successione prima austriaca, la guerra di 7 anni e poi anche la guerra di indipendenza americana, che provocano forti problemi per le marinerie dei rispettivi paesi in guerra. I veneziani sono neutrali. E infatti si assiste a una crescita notevole della possibilità, insomma, per gli armatori veneziani di lavorare negli interstizi di questa cosa, no? Ripresa che dimostra Paolo Calcagno è chiarissima, e un movimento complessivo in crescita, con anche delle cose che abbiamo scoperto di recente non abbastanza inaspettate, cioè ci sono vascelli di bandiera veneziana che vanno fino ai Caraibi, che vanno fino a New York, soprattutto per il commercio dello zucchero, ma sono abbastanza eccezioni. In ogni caso il terminal preferito per i veneziani è Lisbona, cioè si va a Lisbona a prendersi, chiamiamo così, i coloniali, e in cambio c'è un forte flusso di intermediazione dal punto di vista della distribuzione del grano o comunque dei cereali dall'area mediterranea verso l'area atlantica, chiamiamola così. E poi per chiudere, e poi così lasciamo spazio, ci sono le perle di vetro di cui parlavamo. Vi segnalo un altro libro recensissimo di Pier Nicolò Sofia, Perle, schiavi, zucchero, Venezia, l'Atlantico e la proto-globalizzazione del XVIII secolo. Proto-globalizzazione è un neologismo che abbiamo inventato noi modernisti, perché siccome tutti parlano di globalizzazione, prima cosa c'era? C'era la proto-globalizzazione, perché se guardate questa carta rappresenta i luoghi di smercio delle perle veneziane nel mondo, no? Nel mondo. C'è da chiedersi sempre il perché di queste cose, perché una parte molto consistente, soprattutto di quelle che vengono definite conterie, cioè delle perle piene, no? E poi forate, perline piccole, quindi lavorate solo trasformando la canna in una sfera, in sostanza, no? Col buco, no? Che si usava naturalmente un filo, no, di ferro per ottenere il buco. Ecco, queste perle vengono smerciate soprattutto verso occidente, quindi da Venezia arrivano a Marsiglia, arrivano a Lisbona, arrivano a Cadice, altro importante porto, per poi essere smistate dove?
guardate bene, tutta la costa africana, i negrieri, bene, pagano quando comprano gli schiavi con perle di vetro. E le perle sono apprezzatissime e infatti si trovano ancora oggi depositi, cose, musei, ancora si trovano alla Baia di Hudson. La compagnia alla Baia di Hudson da Londra fa arrivare perline veneziane che vengono scambiate con pelli e altri prodotti con i nativi del Nord America e poi anche in parte nel Sud e nel Centro America. Dall'altra parte invece circolano soprattutto altre cose, sì, anche conterie, ma soprattutto le perle a lume, che sono quelle perle lavorate poi a smalto, che sono dei veri e propri gioielli, cioè vengono a lavori artigianali di altissimo livello che vanno per lo più invece verso Oriente. Terminal principale, Alessandria, Aleppo, ma poi da lì fino all'India, vero, addirittura, fino a Goa, fino all'Oriente estremo, in sostanza. Quindi è davvero un network, come dire, mondiale, il cui centro sta tra Murano e le fondamenta nuove a Venezia, in sostanza. Questa è la realtà, quindi è difficile parlare di decadenza, di crollo, no? Del commercio veneziano, perché attraverso questi anche prodotti che non sono nuovi in realtà, ma che nel Settecento trovano accoglienza. Il problema è perché, ecco, io su questo devo confessare, ne sappiamo poco, perché i nativi americani o i mercanti di schiavi della costa africana apprezzano così tanto questa cosa, no? Vedremo. Speriamo prima o poi di riuscire a dare una risposta anche culturale, perché in realtà queste perline di vetro, soprattutto le conterie, sono a pochi schei, insomma, cioè pezzetti di vetro, costano poco in partenza, in arrivo invece acquistano valore come al solito mano a mano che ci si allontana. Perché siano così tanto apprezzate ancora oggi non capiamo bene, però questo è l'esempio finale, direi, di questa progressiva revisione di questo aspetto della Serenissima, no, nel Settecento. In conclusione direi solo una cosa: bisogna stare molto attenti ai luoghi comuni e ai pregiudizi, sempre, soprattutto gli storici devono farlo, ma anche chi in qualche modo è interessato alla storia deve sempre stare attento a quel che si dice, no? Quello che si scrive è sempre meglio di quello che si dice, tanto per cominciare, e poi comunque molte cose cambiano nella visione che si ha, sia a causa dei tempi. Oggi è molto di moda, chiamiamolo così, occuparsi di globalizzazione, occuparsi di mondializzazione, perché effettivamente il mondo, almeno fino ad oggi, è rimasto molto connesso. Speriamo che rimanga connesso, per carità di Dio, no? E quindi l'attenzione verso questi fenomeni è oggi molto maggiore rispetto a, non dico un secolo, ma già 50 anni fa, no? Si cercano i rapporti, le contaminazioni, le variazioni, se vogliamo, territoriali, no? Ma soprattutto, dicevo, il problema del pregiudizio o del sentito dire, no? Qui è chiaro che se vogliamo dare un giudizio complessivo, o meglio, più che un giudizio, un'interpretazione complessiva del rapporto Stato-società veneziana nel Settecento, ci sono alcune cose certe. Questa Repubblica, di cui ogni tanto viene vantata l'eccellenza, è una Repubblica fortemente squilibrata sotto il profilo sociale. C'è un ceto dominante sempre più ricco, sempre più forte. Pensate appunto alle ville, vero, che costellano. Pochi sanno che la maggior parte delle ville classificate, non la maggior parte, il maggior numero di ville classificate come tali, venete, sono state costruite nel Settecento, non nel Cinquecento. Quelle più famose sono quelle di Palladio, ovvio, ma ecco. Però il Settecento è l'esplosione finale di questo sistema di villa, che non è nient'altro che un modo di vivere del proprio per un po' di mesi, andiamo in villeggiatura per l'appunto, eccetera, no? Vabbè. Quindi
forte squilibrio sociale, e le conseguenze si vedranno meglio, si vedono già nel Settecento, per carità, ma si vedranno ancora meglio dopo, no? Dominio, dicevo, della rendita sotto il profilo economico generale, no? E immobilismo politico, perché il problema vero della Repubblica di Venezia è il suo conformarsi a un modello che è un modello di città-stato medievale, che si perpetua, moltiplica gli organi, moltiplica le competenze, ma non modifica il suo assetto. Diciamo che fondamentalmente lo Stato veneziano è uno Stato fermo alla metà del Cinquecento, grosso modo, e non ci saranno evoluzioni successive importanti, no? Diventa bene o male, piano piano, un anacronismo storico, cioè non sul piano del giudizio morale, ma sul piano concreto del confronto con altri paesi europei, con stati anche di media dimensione paragonabili. Insomma, questo è il vero problema. Quindi il problema è di una classe dirigente e di un modello di Stato che non desidera, non vuole in realtà modificare un certo tipo di equilibrio, un certo tipo di assetto, che probabilmente avvantaggia molto le famiglie, di coloro che appartengono a questo gruppo, ma poi finisce per presentare debolezze dal punto di vista della struttura dello Stato, no? Militare, fiscale, eccetera, eccetera, no? Dai vari, anche della giustizia, anche della gestione della giustizia, no? Peraltro, ecco, ultimissima cosa, sul piano strettamente economico le cose non vanno così male, altrimenti non capiremmo, dico io, come mai l'area veneto e lombarda, bresciana, anche bergamasca, poi, anzi, Veneto e Lombardia Veneta sono le prime regioni italiane ad agganciare l'industrializzazione dopo la metà dell'Ottocento. Questa è la verità. E come mai, se le cose andavano così male? Non andavano così male perché appunto questa base manifatturiera poi in qualche misura resiste nonostante le crisi del primo Ottocento. La base agricola ha dei grossi problemi e darà dei grossi problemi, soprattutto la povertà del ceto contadino si rivelerà in pieno con l'esplosione demografica del secondo Ottocento, no? La pellagra, la mortalità infantile, che era già altissima, resterà altissima fino a tempi relativamente recenti, però appunto anche la resistenza, chiamiamola così, di Venezia come polo commerciale e mercantile consente una situazione che economicamente non è disastrosa per nulla, anzi probabilmente da Venezia circolano più merci in volume totale rispetto al 500 nel 700. Naturalmente nel 700 sono cresciute altre realtà economiche importanti, pensiamo all'Inghilterra, e quindi vabbè, questo è un altro problema. Però appunto da questo punto di vista le cose vanno non conformemente, ecco, rispetto alla situazione politica. Con questo chiudo e vi ringrazio della pazienza. Allora, grazie al professore per questo ricchissimo affresco sull'ultimo secolo di vita della Repubblica. È piuttosto tardi, c'è spazio per una domanda, massimo due, ma dobbiamo chiudere per le 7. Chiedete qualche curiosità, abbiamo un po' di tempo. Non stavano poi così malissimo, perché erano molto affezionati alla Serenissima, al punto che la terraferma voleva affrontare Napoleone, cosa che invece a Venezia non si erano proprio neanche messi in testa. Vorrei sapere da cosa dipende il fatto, noi dopo siamo passati, dopo noi siamo passati anche sotto l'impero austro-ungarico. Stavamo peggio sotto l'impero austro-ungarico o peggio sotto i Savoni? Perché nel terreno di Topo Sì, no,
Ho capito, sì, capisco la domanda a cui è difficile rispondere, però certamente le sacche di povertà c'erano anche nel Settecento, come sottolineavo prima, non è che i ceti, soprattutto rurali, stessero tanto bene. Quindi, soprattutto va considerato il problema dei momenti di crisi agricola. Qui bisogna aprire un altro discorso, perché in realtà l'economia agraria dell'antico regime, che è durato ancora per tutto l'Ottocento, era molto altalenante a seconda dei raccolti, e quindi negli anni che andavano male la gente stava molto male. Quindi, e poi sulla comparazione ben difficile da fare, perché intanto direi questa affezione per San Marco c'era in alcune aree di più, in alcune aree poco, quindi bisognerebbe distinguere. È molto forte nelle vallate, per esempio contro Napoleone e contro la situazione che si viene a creare nel 1796-97, sono molto agguerriti le comunità di valle bresciane, bergamasche e anche l'altopiano, per esempio. Perché? Mica tanto, non è che i contadini padovani si sono mossi in occasione. Quell'affezione lì derivava in larga misura dai privilegi di cui queste comunità godevano, perché erano, come dire, avevano ottenuto da tempo, fin dal 500, da 400, anzi, avevano ottenuto delle ampie autonomie, soprattutto quelle di valle bresciane. Le valle bresciane vanno contro i francesi e contro i giacobini bresciani. Lì la cosa è stata anche studiata bene di recente. È vero, c'è una forte motivazione e affezione per San Marco, derivante dall'autonomia di cui questi godevano. Temono giustamente anche che il cambio di regime gli danneggi, e forse avevano ragione, però fare un discorso di povertà assoluta, stavano meglio, stavano peggio, è un discorso che secondo me non si può fare così in sintesi. Cioè, non direi il discorso poi dello Stato italiano è ancora peggio, perché quando arriva nel 66 l'annessione, prima dei territori lombardi arrivano prima naturalmente nel 60, poi quelli veneti nel 66 assieme a Udine, quindi una parte dell'attuale Friuli. E in quel momento lì scoppia il problema demografico, cioè comincia la grande espansione demografica, le risorse sono quelle che sono, e lì sì inizia davvero la fame, ma non perché c'è lo Stato italiano invece che la Repubblica di Venezia. Il problema riguarda l'equilibrio risorse-popolazione che si spezza, e quindi il Veneto sarà credo dopo la Campania, la maggiore terra di emigrazione, se non erro in termini assoluti. Adesso io sono cose che avevo anche insegnato anni fa, non mi ricordo più niente, però certamente questa roba del secondo posto me la ricordo, perché ai miei studenti facevo sempre notare: state attenti, perché ecco, noi e gli amici napoletani siamo sullo stesso piano in quel momento lì, quindi non c'è niente da fare. Povertà che però non è, cioè il problema è vedere quali circostanze, che sono circostanze complesse, cioè non è che perché c'è stato un cambio di regime vanno molto male. Per esempio nel primo Ottocento, sotto la dominazione austriaca, le manifatture venete, perché cambiano i regimi fiscali e doganali. Addirittura Verona, che resta spazzata in due di qua e di là dell'Adige, no? Creano dei problemi molto grossi. Il controllo anche doganale austriaco, perché mentre la Repubblica era molto, diciamo, blasé da questo punto di vista, gli austriaci lavorano molto meglio. Ecco. Il lavorare meglio però naturalmente può, e forse in questo caso produsse, parecchi problemi dal punto di vista. Poi vengono smantellate già in età napoleonica gli enti di assistenza, no? Che erano per lo più legati al mondo ecclesiastico, vengono smantellate molte di queste strutture, quindi già in età austriaca il peggioramento c'è da un certo punto di vista. Ecco, forse, ecco, se azzardo un giudizio, però no, non dite che l'ho detto, forse gli anni peggiori sono quelli che vanno dalla crisi dopo il 1811 dell'età napoleonica ai decenni al 1848, cioè quegli anni lì sono forse gli anni peggiori, e questo giustifica il fatto che nel 48 molti cittadini a Padova, anche a Venezia, vanno in piazza e fanno la rivoluzione.
fanno i 48. E anche ceti popolari in parte. Quindi sul malessere e benessere, insomma, bisognerebbe sempre fare certo, nell'età veneziana stavano benissimo i nobili veneziani, su questo non c'è dubbio, ecco, poi staranno meno bene, ecco. Qualcuno ha conservato ancora oggi, ci sono ancora, no? C'è chi ha conservato, sì, c'è chi ha conservato, sono ancora, io conosco personalmente il buon amico Foscari, che è proprietario della Malcontenta, ha insegnato ad architettura, è un bravissimo docente architetto, e ancora ha ereditato ancora un po' di cose, insomma c'erano i Marcello alle porte di Mestre, e anche nel Vicentino i Collalto sono ancora qua fra noi, no? Quindi rendetevi conto che poi tutto questo non è scomparso del tutto, ecco, questo, quindi i ceti dominanti, diciamo così, avevano assicurato un buon futuro ai loro rampolli, quindi è durato per lungo tempo, questo sì. Grazie dell'attenzione. Grazie. Mi è piaciuto però che si è parlato